Gentili sportivi appassionati di calcio a 5, di futsal, ben ritrovati ancora, buongiorno dal Palazzetto dello Sport di Bellaria, Igea Marina. Squadre pronte già in campo, si attendono solo gli arbitri dell'incontro. Stiamo per andare in diretta per commentarvi questo quarto di finale categoria Under 17, sfida tra il Veneto e la Calabria. Passo subito a darvi il nome della terna dei tre arbitri impegnati. L'arbitro 1 è il signor Giovanni Giliberti della sezione di Forlì, arbitro 2 Pasquale Marchica della sezione di Bologna, che ha arbitrato la precedente partita con l'Under 15, poi terzo arbitro cronometrista il signor Roberto Majorana della sezione di Faenza. Detto questo, le squadre sono pronte, ancora qualche attimo, ne approfittiamo allora per darvi brevemente la formazione delle due squadre. La formazione del Veneto in maglia bianca con piccoli intarsi celesti: Stefanuto, Mondin, Narciso, Manente, Marchiori, Sottile, Bui, Dos Santos, Amoroso, Guariento, Young e Cavion. Risponde la Calabria con Piraino, Elliani, Cario, Garzaniti, Cardamone, Battimelli, Mastroianni, Alessi, De Luca, Macri, Foglia, Festa. Allenatore del Veneto è il signor Angelo Mariani Robson, l'allenatore della Calabria invece è il signor Leo Tuoto. Detto questo, diciamo che ancora una volta dobbiamo ringraziare l'organizzazione del Comitato Emilia Romagna, congiuntamente naturalmente alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Divisione Calcio a 5, da oggi addirittura troupe tecniche più ampie, per cui per darvi un servizio a tutte le partite in diretta. E salutiamo quindi i miei colleghi di Ventura, l'operatore, il cameraman Massimiliano Pontellini, e invece in cabina di regia abbiamo Vittorio Cicchetti, che poi ci seguiranno anche nel pomeriggio, dove trasmetteremo sempre qui dal Palazzetto di Bellaria, Igea Marina, anche il quarto di finale, un quarto di finale della categoria femminile alle 15 e poi alle 17:30 il quarto di finale Under 17. Brevemente, mentre le squadre stanno espletando i riti delle fotografie pre-partita, diciamo che il Veneto appare un poco più favorito, se non altro per un cammino favoloso nella fase di qualificazione. Era nel girone D e si è classificata al primo posto, le due gare vinte entrambe, 22-2 contro la Liguria, 12-1 contro i Friuli, quindi un rollino di marcia assolutamente impressionante. 34 i gol fatti, solamente i 3 subiti. La Calabria si è, diciamo, fra virgolette, accontentata del secondo posto in classifica nel girone B, un girone con Sicilia, Molise e Campania, e appunto la Calabria ha perso di stretta misura contro la Campania per 5-4, poi si è imposta sul Molise per 6-1 e con, fra virgolette, solo 3 punti in classifica si è comunque riuscita a inserire come una delle migliori seconde, per cui è riuscita ad accedere a questo quarto di finale con 10 gol fatti e 6 subiti. Vediamo se riusciamo a darvi in tempo reale quello che sono i quintetti che i due allenatori metteranno in campo. La Calabria abbiamo il numero 10, poi mentre tutto è pronto, si torna a giocare. Solo la categoria Under 15 prevedeva 2 tempi da 15 minuti effettivi, invece entrando in categoria Under 17, come anche l'Under 19 e la femminile, saranno 2 tempi da 20 minuti. Prima palla giocata
dalla Calabria, però finita in fallo laterale. Ora subito il Veneto in avanti, battuta all'indietro, scivola la palla, quindi tutto da rifare. Allora il quintetto base della Calabria è formato da Giuseppe Festa in porta con il numero 12, poi Garzaniti, scusate, con il numero 4, poi 9 De Luca, 10 Macri e 11 Foglia. Il capitano è Cardamone, attualmente in panchina, vice capitano Battimelli. Attenzione, c'è questa palla lunga, lascia sfilare pericolosamente, ma la palla comunque aveva già varcato la linea di fondo. Vediamo se riusciamo a costruire anche il quintetto base del Veneto con... Intanto abbiamo Dos Santos che prova a portarsi la palla di sinistro e è costretto all'intervento in doppio tempo da parte del portiere. Dicevo, il Veneto invece gioca con Stefanuto in porta. Attenzione, intanto subito tentativo di attacco, dicevo, Stefanuto Carlo in porta, classe 2008, poi col 4 Manente, col 7 Bui, con l'8 Dos Santos e col 10 Guariento. Fasi iniziali, diciamo, di studio, prova il portiere a beffare con un tiro dalla lunghissima, dalla propria area di competenza, per cercare di beffare il portiere avversario della Calabria. Mantiene il pallone in campo, ma l'arbitro assegna il fallo laterale alla Calabria. Prime battute di gioco, non siamo neppure siamo entrati nel secondo minuto di gara. Maglia rossa alla destra dei vostri teleschermi, la Calabria che va pericolosamente vicino alla marcatura, ma sotto porta Antonio Foglia non riesce a definire in rete, definire in porta il suggerimento del compagno. Ancora in avanti, attenzione, Dos Santos all'indietro, poi fa velo proprio lo stesso Antonio Foglia, palla al portiere. Di prima intenzione ancora Foglia, all'indietro per Garzaniti, poi Veneto, passaggio sbagliato, interviene, poi sorvola l'arbitro, forse c'era un fallo su Macri che era rimasto a terra, nulla di che. Un po' di confusione in queste prime battute di gara. Naturalmente siamo, come anche eravamo nella partita precedentemente commentata, vicinissimo alla postazione dei tifosi simpaticissimi veneti, che però fanno non poco baccano, ma naturalmente spero che la mia voce vi riesca a giungere chiara. Attenzione intanto a questo 1 contro 1 tentato da Geremia Bui sul settore di destra, messo in fallo laterale. Prevalgono sicuramente in queste battute iniziali le difese rispetto agli attacchi. Ora va alla battuta il capitano Guariento, Alessandro, velo per lui, però la palla suggerita da Bui in fascia per Dos Santos si perde in fallo laterale e riparte quindi la Calabria, che dovrà ripartire da un fallo laterale basso sul versante sinistro. Ricordiamo i due allenatori, Leo Tuoto qui sotto la nostra postazione, anche se siamo un po' nascosti, non abbiamo la perfetta visione del fallo laterale qui sotto la nostra postazione. S'arrabbia il tecnico calabrese perché la battuta del fallo laterale in parte bassa è stata sbagliata, quindi facilita questa rimessa. Cerca di essere pescato al centro dell'area Dos Santos, non riesce, poi c'è ancora di Dos Santos la deviazione di tacco che fa cambiare traiettoria al pallone, ma il palo salva la porta difesa da Festa. Ancora a manovrare il Veneto, buono il palleggio di preparazione, attenzione, va al tiro, poi finge ancora sulla destra, ma l'intervento in tecla scivolata di Garzaniti
numero 4 chiude la possibilità. Ancora un po' di confusione davanti alla panchina, intravediamo qualcosa, ma un po' di agitazione da parte della panchina calabrese. Gioco fermo, c'è un giocatore a terra del Veneto, non riusciamo, naturalmente siamo impallati appunto da quello che è la balaustra, e quindi gioco fermo, anche se il giocatore è all'esterno del campo, però si attendono gol. Si rimette in piedi con le proprie gambe, ha subito un colpo di frusta al collo. Il numero 8 Gabriel Dos Santos Gasparetto, un numero 8 che ora viene precauzionalmente sostituito, mentre appunto si riprenderà con la ripresa del gioco da fallo laterale. Pronto alla battuta Guariento, banda l'arbitro a distanza. I giocatori calabresi molto attenti, come del resto anche i giocatori del Veneto. Naturalmente questo calcio di punizione, vediamo, viene chiuso, poi finta il tiro, lasciando poi invece sfilare la palla, in fallo laterale ancora Veneto, arretra per attendere posizione migliore, poi tenta l'1 contro 1, perdendolo, si approfitta del pallone, si impossessa del pallone Macri, che però viene chiuso in fallo laterale. Pronto anche un altro cambio, adesso naturalmente iniziano le rotazioni. Buono questo passaggio verticale, ancora esterno, però la conclusione apprezzabile di Macri, però sull'esterno della rete. Dalla parte opposta ancora si cerca il lancio lungo per cercare Rocco Manente, pivot centrale con il numero 4, ancora neutralizzato, nulla di fatto. 16:40, palla che viene fatta carambolare sulle gambe di un avversario del Veneto, poi il lancio lungo in una zona non presidiata da giocatori in maglia rossa. Ancora ripresa laterale per il Veneto, ancora c'è tentativo di spizzata di testa di Manente senza effetti positivi. Se la prende comoda la Calabria per la ripresa del gioco. Portiere cerca il lancio lungo, trova, pronto Foglia, poi lo scarico all'indietro, si immortala ancora una volta il Veneto in chiusura, poi il portiere para, evitando così anche il calcio d'angolo. Ancora Dos Santos, poi dalla parte opposta il capitano, ancora cambio fronte sul settore di sinistra, cerca l'1 contro 1, poi largo ancora per Dos Santos, capitano Dos Santos ancora cerca in fascia e c'è la posizione di tamponamento da parte di Macri, incontro tra i due 10, lo stesso Macri viene cercato lungo sul settore di sinistra dal portiere Festa, troppo lungo il suo suggerimento, ancora in avanti, ancora duello aspro tra Garzaniti e Manente. L'arbitro richiama i due contendenti, è subito un duello molto interessante, poi il triangolo chiuso da Manente quando la palla però aveva già superato la riga rossa del fallo laterale. Ancora il passaggio però un po' debolino, si impossessa il capitano che sulla palla sinistra, portiere al limite e c'è il gol di un completamente libero Manente. Quando siamo gol del Veneto che si porta quindi in vantaggio al 6° minuto grazie a una bella iniziativa del capitano che ha risucchiato verso di sé. Ci prova ancora il Veneto, ora rinfrancato e galvanizzato dal parziale vantaggio. Dicevo, bella azione del capitano che sul settore di destra si è risucchiato fuori dai pali il portiere Giuseppe Festa, poi ha trovato con un lob perfetto dalla parte opposta lo smarcatissimo Rocco Manente, che non ha avuto
difficoltà a mettere in rete la palla dell'1-0 quando siamo entrati nel... Attenzione, ancora Manente che prova a superare il proprio avversario Garzaniti. Macri ancora servito, questa volta riesce comunque a portarsi un po' con la palla avanti, ma il capitano Guariento mette in fallo laterale. Ancora Macri alla battuta, gira palla all'indietro per Garzaniti. Garzaniti si appoggia al portiere che avanza palla al piede, varca la metà campo, poi tenta il tiro, ciabattato. Poi fortunatamente per la Calabria si rimane in possesso di palla, ma la pressione fatta da Dos Santos sul giocatore calabrese gli fa mettere la palla in fallo laterale. Ancora palla a pescare la corrente Dos Santos, però fallo laterale. Nulla di fatto, Dos Santos torna nelle retrovie come ultimo uomo, prova la Calabria. Ora ha fatto entrare anche il capitano numero 5, poi anche Cario Antonio ha fatto il suo ingresso in campo, rimane ancora in campo con l'11 Foglia e con il 10 Macri qui sul settore di sinistra offensivo della Calabria. Tanto dalla parte opposta prova ad andarsene Marchiori, anche lui entrato in sostituzione. C'è stato anche un altro cambio, ora al centro dell'attacco non c'è più Manente ma c'è Amoroso, Nicola con il numero 9. Rimangono in campo il capitano, attenzione intanto retropassaggio sotto misura, prova il numero 3 a lanciare Foglia che però non ha un controllo efficace. Riparte ancora il Veneto ai piedi del proprio capitano che cerca l'avanzata di Sottile, leggermente lungo il suo suggerimento in fascia sinistra d'attacco, mentre fa il suo ingresso in campo anche Alessi, classe 2009, dalla estrema destra ancora attivissimo. Tentato la conclusione a rete, Macri ancora al tiro altissimo su calcio d'angolo, nulla di fatto, sempre 1-0 quando siamo vicini. Attenzione, intanto il colpo di testa del nuovo entrato Amoroso mette per un attimo in apprensione il portiere che se la cava comunque respingendo il pallone. Rimane in attacco il Veneto, va alla battuta, però c'è il cambio, 4 secondi, si lamenta il numero 5 Marchiori del Veneto perché voleva calciare il pallone ma c'era l'arbitro proprio nei pressi della sfera, quindi cambio del fallo laterale. Ora il capitano che prova, poi perde, duello tra i due capitani che si abbracciano sportivamente, prova ancora ad essere servito Macri e poi riesce caparbiamente da terra a mantenere il pallone, poi viene atterrato in malo modo da Amoroso dopo aver superato un tackle piuttosto ruvido, viene toccato duro da Amoroso, rimane a terra ma si rialza immediatamente. 12-22 al termine con il vantaggio che resiste da parte del Veneto, che si è anche, come dire, macchiato di un fallo, mentre ancora a 0 il tabellone che evidenzia sotto al punteggio il numero dei falli cumulativi. Quindi gioco fermo ora perché l'arbitro ha fatto chiamare l'intervento del personale della palestra per pulire, visto che il numero 10 Macri era rimasto a terra, quindi aveva bagnato il terreno di gioco. Lo stesso Macri, Agostino Manuel, mette molto bene la palla a terra, difesa ben piazzata con barriera sfalsata. Vediamo se batterà direttamente in porta, ribattuta, ancora ribattuta, preferisce accontentarsi Alessi del fallo laterale e ripartire poi cercando Cario
Cario per il portiere che avanza palla al piede, di prima intenzione, sbagliato, riparte, attenzione, pericolosamente, mette la misura e poi mette il tiro Amoroso, ma bravo il portiere Festa a ribattere in fallo laterale. Partita che rimane vivace, anche se da questi primi minuti siamo a meno 12. Attenzione, intanto c'è il tiro, però nulla di fatto, si chiude bene. La difesa si lamenta con se stesso Nicola Paolo Amoroso per la conclusione poco fortunata, poco felice. Ancora prova il tiro, buona la conclusione che aveva comunque centrato la porta da parte di Tommaso Marchiori, ed è costretto un po' agli straordinari Festa che mette in angolo sopra la traversa, quindi angolo per il Veneto che rimane pericolosamente in attacco. Finta del primo uomo, poi ancora respinta di Cario, ancora in avanti, può ripartire ma velenoso il pallone perso e di poco a lato il tiro incrociato da parte di Amoroso chiede una deviazione del portiere, così non è. Festa che prova a sorprendere la difesa del Veneto, non perde poi anche il duello nello stretto con il numero 9, ancora Macri 1 contro 1, attenzione, bella parata ancora Macri in possesso di palla, pallone all'indietro, tocca la palla Marchiori, quel tanto da mettere in controtempo l'attacco calabro, e quindi è ancora rimessa nel gioco, attivissimo Macri, poco fortunato, ancora Cario nell'1 contro 1, è costretto poi ad entrare in tecca scivolata su Amoroso mettendogli la palla in fallo laterale. Stiamo avvicinandoci alla metà di questo primo tempo mentre avanza il portiere Veneto, poi prova la conclusione, però cercato il primo palo, non efficace. Tentativo di conclusione di Pietro Sottile, ancora in avanti, ancora fermato, però errori da una parte e dall'altra. Livello del gioco, ancora Macri che cerca di servire il capitano avanzante dalla parte opposta, lascia sfilare Cario, si lamenta a gesti Amoroso, ma Cario ha fatto sfilare il pallone. Ora Cario sostituito, no, ancora in campo ma rischia di perdere un pallone, se ne approfitta, ma è coperta bene la difesa del Veneto. Ancora sulla sinistra prova il nuovo entrato Alessi per la Calabria, commettendo poi fallo. Ancora Veneto riversato nella metà campo, serie di finte contro finte, poi ripiega sul portiere che avanza palla al piede sulla sinistra, ben chiusa la difesa, c'è il tentativo di tiro di sinistro dal settore proprio sinistro offensivo, si oppone in calcio d'angolo Festa, due giocatori a trenino all'indietro, il numero 9 che restituisce la palla, uno schema anche ben riuscito, poi ancora il 9 che guadagna il pallone, va in modo preciso al tiro e ancora Festa si supera deviando la palla in calcio d'angolo. Sta un pochino prendendo il sopravvento la squadra in maglia bianca del Veneto che ancora rimane in possesso di palla, fa girare il pallone, ancora Amoroso, poi all'indietro, poi servito sulla fascia opposta, Sottile nell'1 contro 1, cerca di smarcarsi, far girare il pallone, è chiuso, rischia di perdere palle, così è per Cario che l'1 contro 1, siamo in un 3 contro 3, servito il capitano, vediamo se il capitano non riesce a superare, poi prova veramente quasi dal fondo a tirare, ma non preoccupa il capitano Cardamone con la sua conclusione da sinistra. Riparte il Veneto, buon palleggio da parte di tutti i componenti, parte
numero 5, c'è confusione, anche addirittura il portiere esce dai pali, poi mi sembra che venga toccato un po' duro Cario, che ritorna in posizione centrale, ancora Veneto in avanti. L'intervento è duro, decisamente un po' quello che nel calcio viene definito fallo di frustrazione. Si era lamentato pochi attimi prima Antonio Cario, il numero 3 della Calabria, poi adesso è intervenuto in maniera eccessivamente energica nei confronti di Amoroso. Calcio di punizione, porzione di attacco offensiva per il Veneto, ha 3 giocatori in linea orizzontale con solo Cairo appostato sul secondo palo, ma guardato a vista. Ora viene abbandonata la marcatura uomo, ripristinata, vedremo come batterà il numero 6 Sottile questa punizione, proprio a cercare Amoroso, che addirittura lascia sfilare la palla. Non c'è stata deviazione da parte di giocatori della Calabria, mentre non ci siamo accorti che abbiamo già varcato la metà di questo primo tempo più che piacevole, molto vivace. Naturalmente abbiamo ricordato in apertura che da oggi si comincia ad assistere a partite da dentro fuori, per cui indubbiamente il vantaggio, anche se esiguo, naturalmente non consente al Veneto di giochicchiare, e il Calabria è ancora chiaramente in partita, anche se finora le cose migliori sembra le abbia fatte vedere il Veneto, che ha già superato il quarto di finale con la propria formazione Under 15. Oggi pomeriggio alle 15 avrà anche in campo la rappresentativa femminile. Intanto questo tentativo lungolinea di servire Amoroso sfuma, tira un attimo di respiro la squadra calabrese in maglia rossa, quindi resiste ancora all'1-0 quando mancano 7 minuti e 30, 7 minuti e mezzo alla conclusione di questo primo tempo. Il portiere fuori dai pali, chiude però bene la Calabria, che continua a mantenere il pallone, ma viene fischiato fallo in attacco. Inaspettatamente, un po' sorpresa la Calabria, e difatti va al tiro con un doppia finta a rientrare il capitano Guariento, ma francamente anch'io mi aspettavo il calcio di punizione a favore della Calabria. Così non è stata. Il Veneto per poco non approfittava, perché anche la difesa calabrese era un attimo disattenta su questa proiezione offensiva del capitano Guariente. Ora palleggia per linea orizzontale, lo stesso Guariente cerca di chiudere il triangolo, viene favorito ed è costretto a intervenire di piede il portiere Festa. Poi c'è un piccolissimo corpo a corpo tra Geremia Bui e proprio il portiere calabrese, che, ripeto, è costretto a intervenire di piede per fermare le velleità venete in fallo laterale. Lo stesso Bui all'indietro, poi il capitano sulla fascia sinistra, capitano sicuramente protagonista nell'azione del gol, che ha portato alla marcatura il numero 9. Ora ancora resiste nel corpo a corpo, poi passaggio all'indietro per Dos Santos, ancora, e c'è la rete del raddoppio. Bravo il numero 9 Amoroso a girarsi su se stesso e a trovare il gol del raddoppio. Questa volta Amoroso è riuscito a girarsi su se stesso e a trovare di destro la battuta rete proprio nell'angolo opposto alla sinistra, in alto, della porta difesa da Festa. Quindi
Calabria, che ora si trova a giocare negli ultimi 6 minuti e 23 di questo primo tempo sotto di 2. Calabria, ripeto, squadra comunque ben organizzata, che ha superato, dicevamo, la prima fase con 3 punti grazie alla vittoria per 6-1 col Molise, poi si è dovuta arrendere di un solo gol di scarto contro la Campagna 5-4, ma la sua differenza reti, 10 gol fatti e 6 gol subiti, gli ha consentito di passare come una delle migliori seconde del proprio girone, nello specifico nel girone B. Alcune regioni sono sicuramente più avanti, ricordiamo che ci sono a questi quarti di finale 3 regioni, il Lazio, la Calabria e la Puglia, che sono in quarti di finale con tutte e 4 le rappresentative, mentre di contro solamente una formazione ancora in gara per Campania, Abruzzo, Sardegna e Umbria. Questo è un po' il quadro generale, con il Veneto che sicuramente si mantiene una delle regioni più importanti, ha portato ai quarti di finale 3 squadre, ancora manovra facendo girare la palla, attenzione ancora, questa volta è Lotto a intervenire sotto misura ai danni di Macri, punizione ineccepibile, ma anche questa forse non punibile con la munizione, perché Dos Santos, no, invece c'è il cartellino giallo, e invece l'arbitro mi smentisce ammonendo il numero 8 del Veneto, Amoroso, per questo intervento su Macri della Calabria. Chiede una distanza maggiore, così non è, attenzione, disattenzione, poi il capitano si impapina un attimo sul pallone, possibilità c'era, la possibilità partita, poi Macri tenta l'1 contro 1, c'è una sorta di blocco, ma naturalmente l'arbitro ora si porta nei pressi del giocatore numero 10 della Calabria, si riscaldano un po' gli animi. D'altra parte Macri si è trovato la figura dell'avversario proprio frontalmente, forse un fallo di ostruzione ci poteva anche stare, quindi naturalmente gli animi si riscaldano un po', mentre stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. 2-0 a favore del Veneto, dicevo, che ha portato ai quarti di finale ben 3 squadre, 3 categorie su 4. L'unica che non è riuscita a portare al secondo turno, insomma al turno dei quarti di finale, è stata l'Under 19, mentre oggi pomeriggio, sempre qui a Bellaria, scenderà in campo anche la formazione femminile, che fra l'altro è stata la vincitrice, la formazione femminile del Veneto, la vincitrice del torneo delle regioni 2024. Comunque fino a questo momento incontri molto interessanti, 2-1, ricordiamo prima il Veneto si è imposto sulla Sicilia, 2-0, ora sta vincendo sempre il Veneto contro la Calabria, che ora prova con il numero 4 direttamente Garzaniti a rendersi pericolosa, ma non riesce. Ancora la boa centrale che fa venire da dietro, ma è positivo l'intervento di Macri in posizione di ripiego. Ora il capitano che si prepara molto bene il tiro di Mancino, il suo piede preferito, ma trova ancora l'opposizione di Giuseppe Festa in angolo. Si porta il pallone Geremia Bui nell'angolo sinistro, ancora filtrante all'indietro per Dos Santos che si appoggia sul portiere, portiere avanza, poi offre pallone sotto misura, poi prova ancora a rinvigorire l'attacco il capitano Guariento, ma palla altissima, rimessa dal fondo, anzi rimessa laterale. Ora avanza il portiere con il numero 12 della Calabria, per dar manforte a Macri
arretrato in questa circostanza, cerca il compagno, poi non trova il proseguo di azione, non si capisce Garzaniti con De Luca che era un po' più avanti. Trascorrono, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, 4:40 al termine, ancora il portiere in avanti a servire il capitano, viene chiuso in fallo laterale da Foglia, ancora passaggio all'indietro, il portiere arriva al limite della metacampo, poi l'1 contro 1 prova il numero 7, ancora riscalda i pugni del portiere Festa. Sicuramente molte più conclusioni da parte della formazione in bianco-blu veneta, che sta gestendo ma non risparmiandosi affatto. Bella situazione, ancora capitano porta il pallone sulla sinistra, poi è chiuso, costretto al retropassaggio, ancora ci prova a fare l'imbucata, ma Gagliardo, ancora Dos Santos, poi prova ad andare al tiro Bui, ritorna, ancora serie di passaggi orizzontali, chiudono molto bene i giocatori della Calabria, faticano a trovare il pertugio per andare al tiro quelli della Veneto. Ora c'è questa giocata del numero 4 Manente, autore del primo gol, che ha sbloccato il risultato. Ancora attacco un po' perdurato da parte di Manente e del capitano. Manente che poi vince un primo rimpallo, ma poi in seconda battuta trova la respinta della difesa da parte di Garzaniti. Veneto che, ripeto, ora si concede un errore di passaggio, il portiere servito dalla sinistra per cambiare gioco sulla destra a favore del capitano, palla in fallo laterale, ancora il portiere volante Festa, ma si ferma a metà campo. Macri cerca il dribbling, non lo trova su Bui, che poi scarica il portiere. Capitano che palleggia di testa, mantiene un pallone difficile, addirittura raddoppio su di lui tra Garzaniti e Macri. Ancora il capitano che prova ad andare al tiro, è stato sfortunato in una circostanza precedente. Attenzione, controllo deficitario, si avvia Macri, chiede il cartellino giallo all'indirizzo di Amoroso, che ha trattenuto per una spalla il numero 10 calabrese. L'arbitro assegna la punizione ma non commina nessun cartellino all'indirizzo di Gabriel Dos Santos Gasparetto. Calcio di punizione da distanza ragguardevole, barriera a 2 ma abbastanza lontana, vediamo un po', altissima. Nei cartelloni pubblicitari la conclusione alta, calciata dal basso verso l'alto da parte del classe 2008 Agostino Manuel Macri. E minuti che trascorrono, meno di 3 al termine, 2:40 per l'esattezza. Riparte il capitano Guariento, tentativo di servire con l'imbucata centrale Manente, non riuscito. Dalla parte opposta ancora si oppone, prova, ma Guariente fa buona guardia, chiude anche questo tentativo sul lato sinistro. Cario, entrato nel frattempo, perde il duello proprio col capitano, poi lo spinge da tergo. Attenzione perché potrebbe rischiare, ma non è un fallo cattivo. Si è trovato a sandwich, chiuso a sandwich Alessandro Guariento tra Macri e un compagno di squadra, Cario e un compagno di squadra. È finito per terra il capitano bianco-blu del Veneto. Ancora gioco fermo per asciugare il parquet di gioco qui del bellissimo palazzetto dello sport di Bellaria Igea Marina.
che ripeto oggi pomeriggio poi ospiterà anche a partire dalle 15 il quarto di finale tra Veneto e Lombardia, e poi a seguire, attenzione intanto il portiere, Umbria-Lombardia per l'Under 19. Ma seguiamo ancora questi ultimi 2 minuti, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco, tiene il pallone tra i piedi facendo trascorrere tempo importante il Veneto con un buon palleggio orizzontale. Ora parte l'iniziativa nel numero 7, cerca di chiudere il triangolo, vi riesce parzialmente ma poi è buono anche il rientro e si salva con un briciolo di difficoltà della difesa della Calabria, con Foglia che mette in fallo laterale, visto che Geremia Bui era riuscito a portarsi pericolosamente vicino alla porta calabrese. Ancora palleggio ma col tentativo di far male, largo il pallone permanente, ancora il pallone di ritorno per Alessandro Young, si chiude in angolo la Calabria, 1:16 al termine, sta stringendo i tempi il Veneto per cercare addirittura, attenzione, 1 contro 1, prova a superare Macri, seconda battuta, prova il tiro di punta e per poco non riesce a far male, si salva col piede sinistro aperto, mentre c'è il cartellino giallo per il numero 7 Geremia Bui per il fallo attribuito dal direttore di gara. Sì, numero 7 Geremia Bui ammonito per il fallo ai danni di Macri, scusate, di Foglia. Poi l'arbitro aveva fatto proseguire l'azione e Macri per poco non accorcia le distanze. Siamo entrati nell'ultimo minuto, ancora Macri, serie di finte contro finte, ma Rocco Manente in ripiegamento difensivo lo neutralizza mettendo in angolo. Alla battuta Davide De Luca col numero 9, con tutti al centro, una serie di blocco che cerca di liberare Macri, riesce alla sua conclusione, era sicuramente nello specchio della porta, ma ancora si salva la difesa del Veneto con 50 secondi ancora da giocare. Prova la Calabria a rientrare in partita, perlomeno tentare, provo l'aggancio, non chiude adeguatamente sul secondo palo Foglia, nonostante la buona idea di Macri, ancora una volta uno dei più attivi dei suoi, e sfumando così la possibilità di perlomeno portarsi sul 2-1. Non riesce dalla parte opposta Geremia Bui a coordinarsi, ad agguantare, ad agganciare questo pallone al volo. 30 secondi alla fine, ora viene chiamata la palla lontano, c'è un corpo a corpo tra Foglia e quinto fallo per la formazione pugliese, per la formazione calabrese, scusate, con il Veneto che tiene palla, 20 secondi al termine, ma vuole comunque ancora attaccare, ci prova dalla lunga distanza ancora Bui, palla schizzata in fallo laterale, 13 secondi al termine, ultima probabilmente occasione, ultima possibilità offensiva per il Veneto che guadagna sul tiro di Bui, ancora un angolo che si accinge a battere Young quando di secondi ne mancano 10. Vediamo se in questi 10 secondi potrà succedere qualcosa. Palla lunga, attenzione, il tiro, cerca anche Manente di rigirarlo verso la porta, ma trova l'ostilità della difesa calabrese e ora prova a ripartire, mancano 4 secondi, veramente poco, 2-1, tiro rimpallato e poi si chiude la difesa del Veneto.
Termina così il primo tempo, squadre al riposo sul risultato di 2-0 a favore del Veneto, con l'allenatore calabrese un po' preoccupato di questo 2-0, cerca di stimolare i suoi. Vedremo cosa succederà nel secondo tempo, ancora tutto da vedere, ma ancora 20 minuti di gioco, una pausa dei soliti 10-12 minuti per noi, poi torneremo di nuovo in diretta per le immagini del secondo tempo di questo Veneto Calabria 2-0 al break.
dai tu l'ok? Ed eccoci nuovamente in diretta dal Palasport, dal Palazzo dello Sport di Bellari, Gea Marina, squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Gli arbitri, ne approfittiamo per ricordarlo ancora, sono arbitro primo, arbitro 1 Giovanni Giliberti della sezione di Forlì, arbitro 2 Pasquale Marchica della sezione di Bologna e terzo arbitro cronometrista Roberto Majorana della sezione di Faenza. Ricordiamo anche, non l'abbiamo fatto, chiediamo venia al nostro coordinatore Lorenzo Poligelli e l'appuntamento serale alle ore 20 con TDR Show, che riepiloga un po' tutto quanto successo sui campi, quindi a partire dai risultati, commenti, interviste dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti, accompagnatori delle squadre, tutte le sere alle ore 20 in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Una trasmissione sicuramente indovinata, ben condotta da Lorenzo, che interagisce, insomma, coinvolge tutte le maestranze, tutti i vari protagonisti di questo torneo che sta riscuotendo un grandissimo successo da un punto di vista sia sportivo che anche organizzativo, mentre ora rientriamo anche noi in clima partita, perché ci sono altri 20 minuti di gioco effettivi da commentare in questa secondo quarto di finale. Qui ospitato al Palazzetto di Bellaria si giocano anche Lazio Puglia, Campania Sardegna e Marche Piemonte. Pensate, qualche macro dato, diciamo che sono stati una decina, forse anche 12 palazzetti dalle fasi di qualificazione fino alla finale, le finali che si terranno giovedì in campo unico al Palazzetto dello Sport, redivivo dopo le sfortune dell'alluvione 2023, dicevo al Palazzetto dello Sport Carisport di Cesena, giovedì 1 maggio l'evento finale con le due finali Under 15 e Under 17 al mattino, poi nel primo pomeriggio alle ore 15 finale femminile, alle ore 17:30 finale Under 19 Juniores. Quindi tutto pronto, vediamo, si parte dal 2-0, subito il blocco che cerca di sorprendere la difesa della Calabria, il blocco da parte di Manente con il tiro del capitano Guariento, che però il portiere ha solamente respinto. Non è stato lesto Yeong, numero 11 sotto porta, avrebbe potuto definire in porta. Dicevo, si parte dal 2-0 maturato nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Manente al quinto minuto di gioco e poi il raddoppio al 14° minuto di gioco a meno 6:30 da parte di Amoroso con il numero 9. Ci sono già due ammoniti nelle file del Veneto, Geremia Bui e Dos Santos, mentre nel taccuino dell'arbitro, attenzione intanto, bella questa conclusione su angolo di Foglia, che trova però pronto il portiere Stefanuto a respingere. Finora poche volte chiamato seriamente in causa il portiere del Veneto, ma naturalmente ancora ci prova sempre lo stesso giocatore numero 11 Foglia, ma questa volta il tiro non è nello specchio della porta, finisce altissimo sopra alla porta difesa da Stefanuto. Riparte ordinatamente il Veneto, ora è costretto, lancio lungo, attenzione, Manente, buono il pallone, ritorna su di sé il numero 11 Young, cerca di trovare ancora la combinazione con Manente, ma la palla viene messa in calcio d'angolo.
ordinato il capitano Guariento Alessandro, che ora fa partire l'azione, rimane in posizione, ma movimento con cambi di posizione e rotazione. Ora è proprio Young che ritorna sui suoi passi, fa partire il capitano, poi cambio ancora di campo e Young sulla sinistra, c'è una sorta di blocco di immanente, prova ad andare al cross o comunque a chiudere al centro, ma è anche qui una angolazione un po' a noi poco felice, però è il fallo laterale in attacco da Young. Ancora il capitano gli restituisce la palla, non si intendono i due, preso in controtempo e Young, e quindi rimessa del portiere. Cerca in avanti il numero 11, ma il capitano è molto bravo, poi cerca di eludere De Luca della Calabria, ma si mette la palla da solo in fallo laterale. Ancora Calabria, che non è stata semplicemente a guardare, a subire, ma è stata pericolosa un paio di circostanze con Macri proprio anche sul finale. Questo numero 10 che ora cerca l'imbucata per il compagno di squadra De Luca, ma senza successo. Ancora De Luca controllare il pallone, fraseggio statico della Calabria, poi tentativo, può ripartire, viene trattenuto, resiste alla carica, ancora servito in lungolinea, in parallela da Manente, che ora fa l'ultimo uomo. Poi c'è ancora una ribattuta di Dos Santos in fallo laterale. La Calabria sembra, attenzione, intanto bella questa iniziativa, prova a portarsi il pallone, buono lo spunto di Mastroianni, è entrato ora con il numero 7 e dicevo la formazione del Veneto sembra riuscire a gestire questo doppio vantaggio con discreto palleggio. Sicuramente la Calabria deve cercare di fare qualcosina di più. Ora questo 7 Mancino, questo nuovo entrato, sembra abbia una discreta tecnica, è un 2008 Mastroianni. Attenzione intanto, perché poi resiste a una prima carica, rischia il cartellino Macri, l'arbitro lo redarguisce solamente verbalmente, ma il Veneto si appresta a battere un calcio di punizione da posizione favorevole. Vedremo come i ragazzi di Angelo Marani Robson sapranno sfruttare questa battuta a rete, ma stavamo appunto dicendo che la Calabria dovrà usare qualcosina di più, forse magari anche il portiere volante, visto che appunto parlandosi di quarti di finale, eliminazione diretta. Attenzione, intanto parte Manente, poi c'è il tocco e buona l'idea, buono lo schema, il tocco per Capitan Guarente, che poi appoggia all'indietro per Geong. La conclusione però non è efficace. Attenzione, c'è questo tocco ancora in difesa, si salva la Calabria. Poi Mastroianni, attenzione, Mastroianni ha praticamente il sinistro molto buono, quindi ha sempre quella giocata, ma ora la verticalizzazione o perlomeno il tentativo di servire Macri è ancora chiuso in fallo laterale. Riparte in maniera volenterosa la Calabria, che però, attenzione, mette fuori porta. Poi c'è un fallo subito e c'è il cartellino, anche se il numero 4, mi sembra Garzaniti, dice di no. Chiama l'intervento del personale per asciugare il terreno di gioco, che chiaramente col sudore si fa estremamente
scivoloso, sì, è stato Garzaniti ammonito. Ammonito anche Garzaniti, quindi in parità invece il computo degli ammoniti, 2 per parte, Bui e Dos Santos nelle file del Veneto, Cario e Garzaniti nelle file della Calabria. Asciugato il campo, l'arbitro porta a distanza regolamentare proprio Garzaniti e anche Macri che va a formare una sorta di barriera a 2. 2 falli già per la Calabria, pronto al tiro Amoroso. Amoroso è il capitano, vediamo tutti e 3 in linea, solamente il nuovo entrato Narcisio sulla sinistra, poi si sgancia Amoroso, riceve palla, tenta l'1 contro 1, ma il pallone gli sfila in aria dove il portiere para senza difficoltà. Ancora in avanti, attenzione, Garzaniti va al tiro, c'è una deviazione del capitano Guariento, sarà angolo. C'è il campo bagnato, ma l'arbitro lascia continuare il gioco. Angolo quindi per la formazione calabrese. Blocco da parte di Garzaniti, prova la conclusione ribattuta proprio da Alessandro Narcisio con il numero 3 subentrato in questa seconda frazione di gioco, mentre se ne sono ormai andati i primi 5 minuti di 20 di questo secondo tempo. Protegge palla il capitano gagliardamente, poi resiste ancora all'intervento di Mastroianni e c'è ancora la conclusione efficace ma sfortunata di Macri che si stampa sul palo, poi ci prova dalla lunga distanza Garzaniti senza fortuna. Ancora nulla da fare, palla al Veneto che riparte dal basso con Narcisio. Poi Guariente ancora, Narcisio si appoggia ancora sul capitano, giocatore di grande possenza fisica ma anche di grande tecnica, con un sinistro ha chiamato nel primo tempo all'intervento prodigioso Giuseppe Festa, portiere della Calabria, in angolo. Ora l'arbitro si avvede di questa macchia di bagnato a ridosso del centrocampo di sudore, naturalmente è pericoloso perché se ci si mette i piedi scivola per aria. Accuratamente asciugato il campo. 14:45, si è entrati negli ultimi 15 minuti, prova a uscire un po' dalla propria porta il portiere Festa, cerca la combinazione sul lato, ancora Mastroianni, si danno fastidio, attenzione spalancando, attenzione si impappina, ma poi c'è il tiro, c'è un fischio, forse il fallo ai danni del portiere. Così è, quindi calcio di punizione, non ha saputo questa volta. Attenzione dalla parte opposta, scavino da sotto e suggestiva, splendida rete del numero 9 che sale così in doppietta. Cucchiaio da sotto il numero 9 quando mancano 14. E 14 ancora Amoroso. Che poco fa non aveva saputo approfittare di una sorta di 1 contro 1 col portiere, perdendo il tempo della giocata, e invece questa volta insomma è riuscito deliziosamente a confezionare uno scavetto da sotto, un morbido cucchiaio per scavalcare il portiere che gli aveva chiuso comunque frontalmente lo specchio della porta. Quindi Veneto che si porta sul 3-0, comincia a farsi un pochino pesante il passivo per la squadra calabrese, che
poco prima aveva colpito, pochi minuti fa aveva colpito un palo con Macri, sicuramente il più attivo, il più pericoloso dei suoi, ma come spesso succede da gol fallito è nato di lì a poco il terzo gol della formazione veneta, che quindi rimpingua il suo vantaggio a 13:30 dal termine, 3-0 per il Veneto, che si avvicina, anche se è ancora presto perché manca ancora metà, più di metà del secondo tempo, quindi potrebbe esserci ancora una reazione da parte della squadra calabrese. Attenzione, intanto questa potrebbe essere una di quelle, ci va al tiro Mastroianni, che ripeto dimostra di avere un buon piede sinistro sia in fase di rifinitura che anche in fase di tiro, ma poi il Veneto lancia lontano il pallone regalandolo praticamente al portiere calabrese. Riparte ancora la Calabria, un po' sfiduciata da questo terzo gol che forse non ci voleva, ma naturalmente il Veneto sta dimostrando di essere una squadra ben attrezzata. Ricordiamo, al di là di quello che può essere il valore della Liguria o il valore dell'Umbria, del Friuli Venezia Giulia, scusate, lo vogliamo ricordare, il Veneto non ha avuto pietà proprio della Liguria, infliggendo alla squadra ligure un pesante 22-2, mentre invece con il Friuli Venezia Giulia ha segnato un pochino meno, 12 gol, ma ne ha subito uno solo. Quindi si è presentato il Veneto a questo quarto di finale con attenzione, intanto bella azione personale, ma si porta la palla sul fallo laterale. Oltre il fallo laterale Pietro Sottile, quindi si riprende ancora con riprese. Dicevo, quindi il Veneto che si è presentato a questo quarto di finale con un ruolino a livello di gol di 34 realizzature, gol realizzati e solo 3 reti subite. Oggi è ancora a porta imbattuta, ma naturalmente è una squadra sicuramente più attrezzata, più preparata sia tecnicamente che anche tatticamente, rischia qualcosina amoroso nell'1 contro 1, regalando il fallo laterale alla Calabria, che però sembra aver accusato nettamente il colpo del 3-0, e anche se prova anche in questa circostanza troppo alto il suggerimento che cercava di andare a trovare Alessi sulla fascia destra, effettuato proprio da Macri, e quindi Veneto che gestisce la palla, ora la perde, ma il tentativo di prima intenzione di Macri non trova nessun compagno. Lo stesso Macri interviene bene e va al tiro, ma non trova la porta. Poi c'è un piccolo screzio con Dos Santos e viene richiamato, diciamo, per un break. Entra al suo posto Francesco Elliani, classe 2008, un po' di riposo per Macri, che ha dimostrato di essersi un attimo innervosito nella situazione precedente. Macri, autore di un paio di spunti, forse anche 3 importanti, ma che purtroppo non hanno portato nessun frutto alla propria squadra, ripeto, che da qualche minuto a questa parte addirittura mi sembra anche un po' sfiduciata oltre che stanca, naturalmente, mentre ci prova, ma ancora attenzione, è libero dalla parte opposta, ma sotto misura si lamenta Foglia per il retropassaggio fuori misura da parte di Cario, ma naturalmente a questo punto rischia anche un po' di incidere il fattore stanchezza, perché siamo praticamente ancora, Foglia vince il duello, va al tiro col piede destro larghissimo, sbilanciato tra l'altro dall'avversario, ancora rotazioni, rientra e Young, quindi
anche con i giocatori non di quintetto base il Veneto dimostra di essere più completo. Ora Manente se ne va sulla fascia pericolosamente di Hong, bella azione, poi il pallone rimpalla sul nuovo entrato Eliani e poi lo caccia via lontano proprio la difesa calabrese per evitare guai peggiori. Prova a portarsi un po' in pressione nella metà campo, altro cambio, entra Battimelli con il numero 6 al posto di Alessi, ma il palleggio in fase di preparazione, di impostazione da parte dell'intero organico del Veneto è efficace, quindi prova di andare via nell'1 contro 1 Bui senza esito positivo. Ora è Cario che fa intervenire il portiere da dietro, prova ad andare al tiro, ne esce fuori un lob fuori dai pali temporaneamente Stefanuto, ma ancora Foglia all'indietro per Cario, prova, raddoppiano, attenzione, Veneto che se ne va sulla sinistra, ancora all'indietro, prova al tiro, ancora forza, poi torna sui suoi passi, è libero al tiro, smorzato dall'avversario Eliani, non produce effetto il tentativo di Geremia Bui dalla parte opposta. Ancora fraseggiare Cario che va a cercare ma viene anticipato, attenzione dalla parte opposta, non viene toccato, dice l'arbitro, anche se finisce per terra Bui a ridosso della linea laterale, del fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, 8:35 al termine, attenzione, pallone e ancora Cario che viene espulso. Cario era già stato ammonito, questo fallo ingenuo anche per evitare guai peggiori, visto che il portiere era uscito dai pali e quindi dobbiamo annotare l'espulsione per doppia punizione. Ora inferiorità numerica per la Calabria, inferiorità numerica, a meno che non sopraggiunga un gol. C'è ancora un cambio, esce Foglia, rientra Macri. Ora vediamo come saprà il Veneto sfruttare questa circostanza, però spara alto. Inferiorità numerica per 2 minuti di gioco, ancora fermi il pallone, poi se la prende comoda, non vuole sfruttare, ma potrebbe essere il approfittare di questa inferiorità numerica per portarsi sul 4-0. Ora apertura, poi ancora all'indietro, retropassaggio sbagliato, è costretto Bui ad appoggiarsi al portiere, addirittura una sorta di 5 contro 3, ma il portiere rientra Stefanuto nella propria area di competenza. Ancora perdura l'inferiorità numerica, naturalmente col tempo effettivo il capitano. Ora poi ancora Bui avanti, potrebbe schiacciare, ma troppo lontani dalla porta i giocatori del Veneto. Ora proprio Bui va al rimpallo, ma chiude bene Macri in fallo laterale. Vediamo il cronometro, ancora attenzione, disattenta la squadra della Calabria, disattenzione su questa rimessa laterale e c'è il gol del numero 7 quando siamo a
7 minuti e 30 secondi dal termine c'è il gol anche di Bui per il 4-0. Ora ripristinata la parità numerica in campo, è entrato il quarto giocatore di movimento nelle file della Liguria, ma naturalmente ora veramente compromesso l'esito dell'incontro, con il Veneto che ha sfruttato, chiesto il time out nel frattempo da parte del tecnico Leo Tuoto, tecnico della Calabria. Sicuramente ingenua e disattenta la difesa calabrese in questo frangente, perché il fallo laterale ha trovato, anche seppur in inferiorità numerica, ha trovato il numero 7 Geremia Bui completamente smarcato. Poi anche la conclusione, seppur efficace, di punta, forte, non era imparabile. Comunque il portiere è stato preso in controtempo, un po' come tutta la difesa, che era in una sorta di linea verticale rispetto alla porta, e quindi Bui è riuscito a portare la rete del 4-0 che porta appunto in vantaggio il Veneto. Molto più calmo chiaramente qui sotto la nostra postazione Angelo Marani Robson, tecnico della formazione veneta, che vede veramente a 7 minuti e un secondo dalla chiusura delle ostilità veramente avvicinarsi a passi da gigante la qualificazione alle semifinali. Domani, giornata, oggi tutta giornata dedicata ai quarti di finale, quindi vi consiglio di seguire alle ore 20 la trasmissione condotta da Lorenzo TDR Show, con tutti i risultati, commenti e naturalmente la finestra su quello che saranno le gare di semifinali che si giocheranno domani mercoledì 30 aprile, dopodiché epilogo finale con giornata conclusiva giovedì 1 maggio al Palazzetto dello Sport di Cesena Carisport, con la finale Under 15 e Under 17 al mattino alle 9:30 e alle 11:30. Poi nel pomeriggio la finale della categoria femminile alle 15 e alle 17:30 la finale Juniores Under 19. Ora mantiene il possesso della palla senza forzare più di tanto, affiora un po' di nervosismo, giustamente giustificato in buona parte nelle file della Calabria, che vede viceversa sfumare la possibilità. Calabria che si era comunque comportata bene, perdendo di stretta misura sulla Lombardia e vincendo invece contro il Molise, ed era comunque approdata come una delle migliori seconde, con 3 punti dopo le 2 partite, una persa e una vinta. Ora prova di andare alla conclusione personale Yeong, Alessandro, vice capitano, che ancora non ha trovato la via del gol. Ripieghiamo finora doppietta di Amoroso per il secondo e il terzo gol, apertura di marcature per Maria, e c'è ora il lob vincente di Macri, vince l'1 contro 1 ai danni di Mondino, palla che passa tra le gambe e quindi c'è il gol della bandiera a meno 5 e 40 secondi. Macri trova il gol della bandiera per la propria formazione e c'è il fallo ora ai danni di Yeong. Vediamo, sì. C'è qualche lamentela da parte dell'arbitro, ma mi sembra anche da parte della panchina numero 5 mi sembra sia stato ammonito. Quindi si batterà questo calcio
di punizione, pallone tra le mani, ora fasi concitate, c'è piuttosto confusione, c'è il capitano della formazione della Liguria che mantiene il pallone tra le mani per allontanare il pallone, qualche spinta di troppo, naturalmente cerca Macri di stemperare un pochettino gli animi. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di gara. Barriera a 2 più il capitano sul palo lontano, pronto a battere la punizione il capitano, rincorsa, legnata ed è gol, perfora la difesa il capitano quando mancano 5 minuti e 27. Gol del capitano Alessandro Guariento. Ristabilendo le distanze di 4 gol tra la squadra veneta e la squadra calabrese. Sicuramente una formazione, quella veneta, che attenzione, intanto qualche animosità, qualche spigolatura, ma nulla di che. L'arbitro, anche i dirigenti della Calabria si adoperano per stemperare gli animi. C'è un calcio di punizione assegnato alla Calabria, mancano ancora 5 minuti di gara e quindi, al di là del risultato, speriamo che le due squadre sappiano comportarsi da un punto di vista sportivo adeguatamente, perché il verdetto che sta maturando sul campo concede poche repliche purtroppo, ma naturalmente sia da parte della formazione in vantaggio sia da parte della formazione calabrese che sta perdendo bisogna saper accettare la sconfitta, ma bisogna anche da parte della formazione veneta non eccedere in atteggiamenti poco sportivi, poco ortodossi, anche un po' ad infiammare. D'altra parte la superiorità del Veneto mi è sembrata abbastanza evidente, ma naturalmente nel calcio a 5 non si può mai dire. Quindi ancora il Veneto che prova ad andare in avanti, Veneto mai domo, mai contento, ancora si lotta accanitamente sulla palla, poi cerca il lancio lungo per il capitano che cerca di controllare la palla di petto, poi ora sono anche un po' saltate tutte le posizioni, naturalmente si cerca di ritornare alla calma, ancora attivissimo anche questo Alessandro Narciso, numero 3, subentrato a gara in corsa, naturalmente più fresco di altri giocatori. Ancora Calabria, chiude ancora Narciso, uno dei più freschi sicuramente, perché altri giocatori in campo, a partire dal capitano che mi sembra abbia giocato tutti i minuti o sia veramente sceso molto poco. C'è il portiere che prova a trovare una conclusione da lontano, la speranza di trovare una deviazione o di un proprio compagno o di un difensore del Veneto. Così non è. Prova ancora. 3 minuti e 56, meno di 4 minuti al termine. Invoca un po' alla calma anche l'allenatore Marani Robson del Veneto, insomma, invitando tutti i propri giocatori a mantenere un atteggiamento consono proprio per non esasperare
gli animi. Ora finisce a terra il giocatore della Calabria, forse ci stava il fallo, poi il suggerimento dalle retrovie per un qualcuno, non trova nessuno posizionato, sfuma questa possibilità, questo tentativo generoso di Macri di trovare. 5-1 a 3 minuti e 30 dal termine, 3 minuti e mezzo per sancire la vittoria contro del Veneto, che quindi incrementa il suo bottino salendo così a 39 gol realizzati e a 4 gol subiti, con un cammino vergine. Sembrano 3 vittorie su 3, poi vedremo il proseguo, chi dovrà incontrare domani in semifinali, e poi vedremo se questa squadra in maglia blu ce la troveremo anche giovedì al Carisport per le battute finali e l'assegnazione delle 4 squadre vincitrici. Ora c'è Foglia che viene chiuso positivamente da questo Narciso, veramente molto agile, molto fresco, e ha chiuso molto bene, aveva avuto una buona occasione Foglia, ma niente di che. Ora il capitano cerca di far viaggiare lungolinea, ma la palla oltrepassa la linea. 2 minuti e 30 al termine, si sono anche un pochino calmati un po' i bollenti spiriti. C'è ancora la Liguria, la Calabria con De Luca che va al tiro ma senza aver fortuna. Poi c'è un intervento sotto misura sbagliato, ma per un non nulla da parte di Narciso. Ancora riparte sottile, poi Narciso che cerca ancora Manente, poi la palla dal portiere viene calciata sfortunatamente addosso a Foglia. Fallo laterale in attacco per il Veneto, è entrato ora anche Tommaso Marchiori, 2008. Marchiori che tiene il pallone, se ne va in azione personale, trova la sua conclusione ribattuta, però poi c'è il lancio lungo, il tentativo di trovare Macri sfiduciato. Naturalmente siamo veramente alle battute finali, quindi dicevo alcune considerazioni. Sicuramente il Veneto ha dimostrato di saperci fare, di essere una squadra competitiva, poi vedremo se riuscirà ad arrivare in finale. Certo che manca veramente poco per i ragazzi di Marani Robson per staccare il biglietto per la semifinale. Come si dice, ne rimarranno alla fine solamente 4, e quindi la giornata di domani interamente dedicata alle semifinali e poi giornata conclusiva. Attenzione intanto questa palla scoperta che il capitano Garzaniti legge molto bene, ma poi il suggerimento per Macri troppo largo, quindi nulla ancora di fatto. Dalla parte opposta si muove Amoroso, autore di una doppietta, per cercare addirittura di arrotondare il suo bottino personale. Lo stesso Amoroso riceve palla, sinistra, destra, poi ancora destra, se ne va, viene fermato forse irregolarmente, prosegue l'azione, in questo caso di Francesco Eliani per la Calabria, che guadagna un calcio di punizione quando siamo a 3 minuti e 48 dal termine. Punizione per la Calabria sul risultato di 5-1, aperto sulla destra e non trova però la porta ancora Macri. Due minuti poco più, respinge ancora, attenzione, però si incespica sul pallone. Bella Veronica di
sottile che però non trova il bersaglio. Attenzione dalla parte vostra ancora, Macri in mezzo a due si inserisce, riceve forse anche in maniera fortuita, vanno subito a sincerarsi i giocatori del Veneto dell'incolumità del talentuoso Agostino Manuel Macri col numero 10 che vorrebbe un calcio di punizione, ma l'arbitro gli dice che l'intervento a sandwich della difesa veneta è stato fortuito, quindi nulla di che. Si intendono i giocatori, l'arbitro controlla che tutto sia sotto la sua giurisdizione. Si ripartirà da un calcio d'angolo a 10 secondi dal termine, il tiro e c'è ancora il gol di Macri che arrotonda, diciamo, da un punto di vista. L'arbitro però non accetta il rimbrotto da parte del numero 10 e quindi va al gol Macri per il secondo gol della sua regione, la Calabria, doppietta per lui, ma polemizza un po' all'indirizzo dell'arbitro e quindi fissa solo il risultato, ma finisce nel taccuino dell'arbitro, oltre che per la doppietta anche per l'ammonizione. Quindi Calabria che abbandona più che dignitosamente la scena nella categoria Under 17 e Veneto invece che festeggia, che si trova in buona compagnia, perché oltre che con la formazione Under 15 che ha battuto nella prima partita di quarto stamattina per 2-1 la Sicilia, ora il Veneto regala un'altra soddisfazione ai suoi rumorosi tifosi, superando la rappresentativa della Calabria per 5-2. Per la Calabria doppietta di Macri, per il Veneto doppietta di Amoroso, poi danze aperte al quinto minuto da Manente e quarto gol di Bui e poi del capitano Guariento su calcio di punizione. Applausi a scena aperta, naturalmente grande soddisfazione da parte dei tifosi del Veneto, naturalmente un po' di amarezza da parte della Calabria che dovrà con le altre formazioni, ricordiamo che la Calabria ha comunque portato 4 formazioni ai quarti di finale e ci auguriamo per la formazione calabrese che abbia comunque soddisfazione nelle altre categorie Under 15, Under 19 e femminile. Quindi un saluto da Daniele Magnani, un paio d'ore di pausa per noi per poi ritornare dalle 15 in collegamento in diretta per trasmettervi le immagini di Veneto Lombardia categoria femminile, poi a seguire alle 17:30 Umbria Lombardia. Quindi per il momento Daniele Magnani vi ringrazia di aver seguito questa diretta, appuntamento anche stasera, non dimenticate, con Lorenzo Poliselli alle 20 per TDR Show. È tutto dal Palazzetto dello Sport di Bellari Egea Marina. Vi ringrazio ancora e vi saluto dandovi appuntamento oggi pomeriggio.